Bene, allora noi l'altra volta eravamo arrivati a parlare, diciamo, avevamo parlato della prima sconfitta tedesca con la battaglia d'Inghilterra, cioè gli inglesi erano riusciti a respingere l'attacco della Luftwaffe, quindi erano riusciti a evitare anche quello che intendeva fare Hitler, cioè o chiedere o ottenere dagli inglesi un armistizio, quindi poter rivolgere tutto lo sforzo militare verso quello che era l'obiettivo principale, che era l'invasione dell'Unione Sovietica, oppure tentare il famoso sbarco sull'isola. Ma diciamo che la battaglia d'Inghilterra impedisce queste due alternative. E quindi possiamo considerare questo fatto come la prima sconfitta, diciamo, da parte dei tedeschi, che però, diciamo, iniziano subito una nuova offensiva, perché nell'aprile, l'abbiamo visto l'altra volta, del 41, le truppe tedesche, comunque con il contributo anche di quelle italiane e di quelle bulgare, invadono la Jugoslavia e la Grecia. E di fatto iniziano poi dopo anche in Africa la controffensiva, che porterà la famosa l'Africa Corps del generale Rommel ad arrivare a penetrare in Egitto e quindi arrivare fino a un centinaio di chilometri dall'Alessandria, quindi dal delta del fiume Nilo. Ecco, queste operazioni in pratica, diciamo, da un lato salvano, come avevamo visto, l'Italia da una condizione di difficoltà, in quanto, se vi ricordate, l'Italia aveva attaccato la Grecia dall'Albania. La controffensiva greca però aveva praticamente ributtato in Albania gli italiani e addirittura si stava studiando un piano per il reimbarco delle truppe italiane dall'Albania. Dall'altro però diciamo, pone fine a quello che era un obiettivo di Mussolini, che era quello di poter diciamo, portare avanti una guerra parallela, cioè parallela a quella che stavano portando avanti i tedeschi. Quindi l'invasione della Grecia andava in quella direzione, no? Quindi dimostrare che l'esercito italiano era in grado di poter essere autonomo. Invece, diciamo, la sconfitta in Grecia, la sconfitta in Libia metteranno sempre più diciamo, l'esercito italiano nelle condizioni di dover dipendere da quello tedesco. Però l'offensiva in Jugoslavia e in Grecia porta a dei risultati per quanto riguarda l'Italia. Cioè l'Italia, con le annessioni che verrà fatta, dopo vediamo anche nella mappetta quello che forse avevamo anche già visto gli anni scorsi, con le annessioni italiane praticamente l'Italia occupa entrambe le sponde del Mar Adriatico. E praticamente diventa quindi, controlla non solo il Mar Adriatico, ma anche il Mar Ionio, il Mar Egeo e quindi anche una buona fetta del Mediterraneo orientale. Quindi mette l'Italia in posizione indubbiamente di poter controllare i traffici marittimi. Praticamente questi sono i territori che quelli in Mar Grigio scuro che l'Italia annette dopo l'invasione della Jugoslavia. E quindi vedete che annette la Slovenia meridionale, che con il nome di provincia di Lubiana diventa una provincia italiana, quindi la provincia di Lubiana diventa una provincia italiana. Siamo alla fine di aprile del 1941. Non solo, ma vengono annesse praticamente quasi tutte le isole dalmate e la Dalmazia centrale, che verrà appunto chiamata Governatorato di Dalmazia, verrà suddivisa in 3 province, quella di Zara, quella di Spalato e quella di Cattaro, questa zona meridionale che si trovava
e si trova attualmente chiaramente in Montenegro. Quindi praticamente tutti questi territori vengono annessi all'Italia e quindi diventano a tutti gli effetti territori italiani. Ecco perché dicevo prima che di fatto l'Italia praticamente controlla ambedue le sponde del Mar Mediterraneo, quindi scusate, del Mar Adriatico. Quello che è interessante è anche vedere che cosa succede in questo territorio occupato. Questa che vedete colorata è la Jugoslavia, era la Jugoslavia, che viene suddivisa. La Jugoslavia e la Grecia vengono o in parte annesse dagli stati invasori, quindi Italia, Germania, Ungheria e Bulgaria, oppure vengono creati degli stati Quisling, si diceva, cioè stati collaborazionisti che sono al servizio degli eserciti occupatori. Quisling era il nome del primo ministro norvegese, perché in Norvegia, quando i tedeschi invasero la Norvegia, crearono questo primo governo collaborazionista, che siccome il primo ministro si chiamava Quisling, da quella volta lì storicamente si dice un governo Quisling è praticamente un governo che collabora con quelli che lo hanno occupato. Però posso fare un'osservazione? La Croazia si è pappata la Bosnia, la Bulgaria si è pappata la Macedonia, quindi sono storie vecchie quelle che sì, servono tutte. Gli unici che non hanno preso niente sono i serbi, ci hanno rimesso. Eccolo, ma infatti adesso volevo arrivare proprio a fare questo discorso. Qui vedete la parte annessa dall'Italia, che è quella arancione. Ma se non è un arancione scuro questo, che roba è questo? Un rosa scuro, vabbè, no, il rosa è l'Italia, mi pare. E questo, vabbè, boh. Ecco, il rosa scuro, perfetto. Eccolo. Ma volevo aggiungere, se notate, ci sono questi, cos'è questo di Maribor? Un violetto? Come lo chiamiamo? Eccolo, ecco. Allora, questi due territori, Maribor e il Banato, vengono annessi dalla Germania. Allora, intanto Maribor è, diciamo, la parte centro-settentrionale della Slovenia, quindi praticamente dobbiamo tenere conto che in questo periodo la Slovenia viene cancellata dalla carta geografica, perché non esiste più, visto che la parte centro-settentrionale viene annessa dalla Germania, la parte meridionale dall'Italia, quindi la Slovenia viene cancellata. E questo ci fa anche capire perché quando parleremo appunto di movimento di liberazione sloveno e di rapporti con quello italiano, gli sloveni porranno sempre come condizione per un qualsiasi accordo la questione del territorio, del nazionale, perché alla fin fine in questo periodo gli sloveni non hanno più una terra, non hanno più un territorio. Ma interessante anche l'annessione di questo territorio che è il Banato, oggi è serbo, sì, appartiene alla Repubblica Serba. Questo Banato è un territorio che... come? Sì, ma era a quel tempo un territorio abitato in maggioranza da popolazione tedesca. Quindi lì c'erano tedeschi, rumeni e serbi, diciamo come... E questi tedeschi erano arrivati lì già nel Settecento, quindi c'era stata la politica anche dell'impero austro-ungarico di popolare questi territori. E quindi questo Banato viene annesso alla Germania nazista. Poi dopo la popolazione di queste terre farà alla fine di altre popolazioni tedesche che vedremo alla fine della guerra in Cecoslovacchia, eccetera, perché poi dopo qui in questo Banato e anche nel Bacca si arriverà a una certa pulizia etnica, cioè verranno eliminati i serbi, no? che allontanati,
e ovviamente alla fine della guerra la popolazione di lingua tedesca di queste terre verrà o scapperà prima dell'arrivo degli eserciti sovietici e jugoslavi, oppure verrà cacciata alla fine della guerra, quindi quel territorio lì verrà svuotato dalla popolazione tedesca. Stessa cosa è questo territorio del Bačka, che viene annesso all'Ungheria. Anche questo è un territorio mistilingue, perché è abitato da ungheresi e da serbi. E quindi anche qui ci sarà una certa pulizia etnica nei confronti dei serbi che verranno cacciati da questo territorio, e alla fine della guerra ci sarà poi dopo anche l'effetto contrario, no? Per cui a parte questi due territori, ma verrà costituito questo Stato indipendente di Croazia o croato, che viene affidato agli Ustascia, quindi a questo partito fascista, quindi collaborazionista dei tedeschi, che si annette praticamente l'attuale Croazia in buona parte e una buona fetta di Bosnia, no? di Sarajevo, quasi tutta, insomma, no? Ah sì, anche, sì, e anche alcuni pezzi di Serbia, quindi diciamo ottiene. E questo Stato indipendente croato avrebbe dovuto avere, doveva diventare un regno, e era stato nominato come re dello Stato croato un Savoia. Lui si chiamava Aimone di Savoia, che doveva diventare re con il nome. Infatti sarà così intelligente da non trasferirsi mai in Croazia, quindi sarà un re che non andrà mai in Croazia, eccolo, perché lì non avrebbe fatto certo una buona fine. Doveva avere il nome di Tomislav II, quindi diciamo era fissato che dovesse essere lui. Quindi diciamo che viene costituito questo, naturalmente è uno Stato quasi collaborazionista dei tedeschi. In Serbia, la Serbia viene occupata dai tedeschi, e anche in Serbia viene costituito un governo collaborazionista, quindi c'è un generale serbo che praticamente diventa primo ministro e quindi governa in maniera dittatoriale ovviamente il territorio. Come si vede, la Bulgaria occupa la Macedonia, quindi la parte meridionale di quella che era allora il regno di Jugoslavia, e il Montenegro, che è sotto occupazione italiana, avrebbe dovuto diventare anche questo un regno, in attesa che Vittorio Emanuele III nominasse un suo reggente. Sì, quindi praticamente l'intera Jugoslavia verrà o diciamo annessa in parte agli stati occupatori, oppure verranno creati questi governi collaborazionisti che si metteranno al servizio dei tedeschi o degli italiani che avevano, o anche dei bulgari che avevano occupato il loro territorio. Ecco, questo è Pietro II, era giovanissimo, 18 anni, 18-19 anni, che è quello che viene posto alla guida del paese, e che dopo questo colpo di stato militare che aveva segnato il passaggio dall'alleanza jugoslava con la Germania all'alleanza con gli anglo-americani sostanzialmente. E quindi anche lui assieme al re di Grecia scapperanno, quindi si rifugieranno assieme al governo a Londra, prima in Egitto, poi a Londra.
Su questo territorio ovviamente immediatamente nasce la resistenza armata, quindi già nei giorni stessi in cui si sta ancora concludendo la guerra di occupazione, si costituiscono appunto le prime formazioni partigiane. Le prime sono appunto per iniziativa in modo particolare di una serie di partiti, ma soprattutto del Partito Comunista Croato, jugoslavo, serbo-jugoslavo, che diciamo organizza sul territorio, anche perché teniamo conto la Jugoslavia era un paese dittatoriale, quindi i partiti erano fuori legge e diciamo quello che era un po' più organizzato clandestinamente era il Partito Comunista Jugoslavo, che quindi già fin dal momento in cui c'è l'invasione nazifascista comincia a organizzare la resistenza armata. Quindi naturalmente a fianco a lui ci saranno altre forze politiche, sociali, eccetera, e verrà data vita all'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, a cui diciamo ci sono dei partigiani che appunto hanno la bandiera che sarà quella della Repubblica Jugoslava, i tre colori con la stella rossa al centro. E qui ecco, siamo nella Bosnia dove Tito aveva lo si vede in primo piano, questo è il comando dell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia in uno dei rifugi in cui si trovavano e da dove verrà diretta la lotta di liberazione. Va sottolineato questo aspetto, che nel movimento partigiano, al movimento partigiano aderivano tutti i vari popoli della Jugoslavia, quindi non c'era distinzione fra croati, serbi, sloveni, cioè, e quindi, ecco, infatti adesso dopo dirò anche contrariamente a quanto succede per le formazioni collaborazioniste. Quindi lo scopo era quello di rimettere assieme i popoli della Jugoslavia con l'obiettivo di cacciare gli invasori che erano italiani e tedeschi. Ecco, questa è un'altra foto interessantissima, proprio perché qui siamo in Montenegro e c'è un reparto di alpini, che è uno di quei reparti italiani che occupavano la Jugoslavia, che passa dopo l'8 settembre, quindi dopo l'8 settembre ci sono diversi reparti militari italiani in Montenegro, in Serbia, in Croazia, che passano con le formazioni partigiane slovene, quindi che andranno a combattere con l'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, e questi saranno il nucleo di quello che verrà chiamata poi la divisione Garibaldi. Verrà costituita una nuova divisione con questi militari che non avevano o che non erano stati catturati dai tedeschi o non avevano accettato di chiudere le armi, ma di fatto che questi soldati praticamente si aggregheranno alle formazioni partigiane jugoslave. Saranno particolarmente apprezzati anche perché molti erano anche, cioè sapevano usare i cannoni, quindi avevano anche capacità e anche portarono in dote alle formazioni partigiane jugoslave anche mezzi pesanti, quelli che in pratica avevano. Ecco, questi sono sempre diciamo, militari italiani che diciamo, partecipano alla guerra di liberazione jugoslava. Il discorso che stavamo iniziando a fare prima è questo. Mentre diciamo, le formazioni partigiane riuniscono i vari popoli della Jugoslavia, nei singoli paesi, nelle singole zone, gli occupatori italiani e tedeschi favoriscono la formazione di collaboratori, di truppe collaborazioniste. No? Quindi in ogni località ci sono truppe collaborazioniste. Qui siamo in Slovenia e sono reparti di quella che viene chiamata poi la Bella Garda, cioè la Guardia Bianca. Erano questi gruppi che, diciamo, di difesa dei territori che combattevano che venivano utilizzati per combattere contro le formazioni partigiane.
infatti, se voi notate al centro c'è il parroco, il prete, insomma, no? Perché queste formazioni, chiamate appunto Guardia Bianca, anche perché venivano sostenute perlomeno da una parte del clero cattolico, certamente anche dal vescovo di Lubiana, qui siamo in Slovenia, quindi venivano sostenute proprio dalle formazioni, da una parte dei cattolici e soprattutto dei preti. Contrariamente a quanto avverrà invece in queste zone del Collio, in queste zone qui in cui i preti aderiranno in larga parte, diciamo, al movimento di liberazione. Questi sono italiani? No, questi qui sono sloveni. Questi sono sloveni, sì, è Bella Garda, quindi Guardia Bianca. E infatti, ecco, qui ho trovato fuori anche questa foto, questo è un reparto di belogardisti sloveni, ma interessante è che qui c'è al centro il generale Mario Robotti, e assieme ad altri militari italiani si riconoscono anche dalle divise, proprio perché gli italiani favorivano la formazione di questi gruppi proprio perché diciamo, contribuivano a lottare contro le formazioni partigiane. E diciamo che la Slovenia si caratterizzerà in quanto, contrariamente a quanto avviene negli altri territori della Jugoslavia, dove esploderà una violentissima guerra civile fra le varie nazionalità che erano nei vari territori, in Slovenia questo non avverrà, anche perché la Slovenia era compattamente, diciamo, slovena, non c'erano gruppi minoritari come invece avverrà nelle altre zone della Jugoslavia. Per cui diciamo ci sarà sì diciamo, la lotta fra belogardisti e partigiani, ma non ci sarà diciamo come avverrà in Serbia, in Croazia, in Montenegro, la lotta, e soprattutto laddove diciamo, saranno i civili quelli che pagheranno il prezzo maggiore, fra serbi, croati, montenegrini, bosniaci, eccetera. Eccolo. La Jugoslavia, infatti, avrà alla fine della guerra, in proporzione al numero degli abitanti, la proporzione di morti maggiore di tutta Europa. Quindi proprio a sottolineare che una buona parte di questi morti non saranno solo militari, ma saranno soprattutto civili. E qui invece siamo in Croazia, no scusate, in Serbia. Questi sono cetnici, quindi sono cetnici. Al centro si vede Mihajlović, che era il capo, il comandante, il leader del movimento cetnico, e anche qui è interessante vedere che c'è il prete ortodosso che probabilmente metteva, non so che cosa, sì, faceva qualche cerimonia, probabilmente ci sarà stato le truppe che andavano in battaglia, e quindi i cetnici verranno utilizzati appunto per combattere inizialmente contro le formazioni partigiane slovene. Se vi ricordate, forse inizialmente i cetnici avevano una posizione ambigua, cioè sembrava che dovessero sostenere Re Pietro, che era scappato a Londra, e quindi potessero schierarsi con gli anglo-americani. Infatti inizialmente verranno anche riforniti. Poi dopo invece dedicarono i loro sforzi per combattere contro i partigiani jugoslavi, e quindi di lì e quindi a collaborare apertamente con i tedeschi, quindi passarono direttamente sul fronte tedesco, e quindi da quel momento diciamo le truppe di Tito saranno quelle che verranno rifornite dagli anglo-americani. Ecco qui un'altra, se si può vedere al centro c'è anche sarà stato un ufficiale, non so chi sia, quindi questi sono i cetnici. Si diceva anche che si lasciavano crescere queste barbe
fino a che non tornava il re, no? Quindi erano comunque loro erano fedeli al re che era scappato a Londra, però tedeschi. Quindi dicevano infatti che loro non combattevano contro gli anglo-americani, ma contro i partigiani di Tito. Quindi è una posizione piuttosto molto ambigua, ma di fatto erano affiancavano l'esercito italiano e tedesco. E questo è il terzo gruppo, gli Ustascia. Questo è Ante Pavelić, che era il capo dello Stato croato, quindi che aveva messo in piedi appunto queste formazioni Ustascia, e qui lo si vede anche a Roma con Mussolini, cioè era Mussolini sostenne l'ascesa al potere di Pavelić e quindi lo sostenne. E quello che c'è da dire è che queste formazioni, quindi Ustascia, Cetnici, e anche nella Bosnia praticamente vennero costituite delle bande musulmane, chiamiamole così per distinguerle dagli altri, e anche queste combattevano contro le formazioni partigiane, ma contemporaneamente, ecco perché l'occupazione creò praticamente una terribile guerra civile, ma combattevevano anche fra di loro, per cui Cetnici contro Ustascia contro Ustascia contro le milizie musulmane, e soprattutto in questa guerra di tutti contro tutti, di bande contro bande, chi ci rimetteva erano i civili, e infatti vennero commesse delle stragi enormi di serbi contro i croati, di croati contro serbi e croati contro musulmani, quindi praticamente ci fu un grande macello durante questi dal 41 al 45, insomma 4 anni di guerra civile particolarmente intensa. Ecco, io ho scelto così questo Jasenovac, è questa località che si trova nell'attuale Croazia, che è quella segnata in giallo, al confine con la Bosnia, e lì venne aperto uno dei diversi campi di sterminio, dobbiamo parlare proprio campi di sterminio, in cui verranno massacrate decine di migliaia di persone. Addirittura si calcola che in questo campo di cui rimane questo monumento che ricorda, siamo sulla Sava qui, quindi sul fiume, si calcola che siano stati circa 100.000, soprattutto civili, soprattutto serbi, ma anche musulmani, anche ebrei, antifascisti croati, che verranno praticamente eliminati, uccisi, vuoi perché per le difficili condizioni, ma anche proprio massacrati. Proprio ci fu Io sapevo 220.000, di cui 100.000 civili. Però ci furono più campi, no? Probabilmente questo è un dato, a parte che non si può con precisione dire, però fu una strage veramente notevole quella che commisero i croati nei confronti dei serbi. Questo anche, non dico che spiega, ma comunque ci fa capire quello che è successo anche pochi anni fa, insomma, no? Quindi è una storia vecchia. Ecco, qui sono alcune foto che dicono siamo nel campo, qui si sega la testa alla persona, insomma, no? Quindi cioè le cose più terribili avvengono e questo è significativo perché è di un serbo, ma questo è un ufficiale, un frate francescano, cioè tra parentesi diciamo lo Stato croato ebbe il forte appoggio da parte della Chiesa croata, quindi anche sì, cattolico, quindi avevano anche la missione di eliminare gli ortodossi serbi, insomma, no? Quindi era anche un po' una guerra
nazionale era un po' misto di tutto, insomma, però diciamo che fu una guerra terribile, no? Quindi l'occupazione italo-tedesca della Jugoslavia diciamo, provocherà questa enorme guerra civile che sarà veramente molto, molto terribile, insomma, soprattutto per la popolazione slovena per la popolazione civile che pagò con villaggi bruciati, con case distrutte, con ammazzamenti, stupri, insomma, tutto quello che oggi sappiamo avviene nelle guerre, no? Adesso sappiamo qualche cosa perché lo si vede quasi in diretta, no? Però immaginiamo che quello che è successo come quello che sta succedendo, insomma. Non è che, l'uomo non è che migliora col tempo, non è che impara con la storia, anzi, no? Ecco, Allora, prima di passare alla Grecia non ci sarà molto da dire. C'è qualche cosa che posso... ecco, anche in Grecia, ecco, la Grecia viene occupata e anche qui si vedono le zone di occupazione militare. Diciamo, la Bulgaria prende una piccola parte meridionale settentrionale della Grecia, che questo territorio è tratteggiato di arancione, chiamiamolo così, vabbè. E invece i tedeschi occuperanno diciamo alcune zone strategiche, quella del porto di Salonicco a nord, Atene, la zona di Atene, e l'isola di Creta, buona parte dell'isola di Creta. E anche alcune isole al confine con la Turchia, isole e anche un territorio al confine proprio con la Turchia. I tedeschi, quindi i tedeschi occupano queste terre arancioni? Come? Per me sì. Ecco perché c'è una grande differenza. No, quindi voi a distanza questo disegno lo vedete in arancione o in rosa? Arancione. Quindi eccolo, no? Eccolo. Mentre da lontano vedono male. Sì. Mentre l'Italia occupa quasi tutta la Grecia continentale, questa zona che voi vedete più chiara, no? Però annettono alcuni territori greci e sono queste isole Ionie, Corfù, Zante, Cefalonia, tutte quante queste isole vengono annesse all'Italia. Ecco perché dicevo prima, diciamo, in questo modo l'Italia controlla praticamente anche il Mar Ionio, insomma, no? E tenendo conto che l'Italia, se vi ricordate, aveva occupato nel 1912, la guerra di Libia, aveva occupato il Dodecaneso, quindi queste 12 isole greche che si trovano al confine con la Turchia, cioè l'Italia aveva invaso nel 11 la Libia, che però era diciamo un dominio turco. Quindi, siccome i turchi sostenevano i libici nella guerriglia anti-italiana, ecco, per costringere i turchi a diciamo, abbandonare al proprio destino i libici, avevano occupato queste 12 isole, che poi rimangono italiane anche al congresso di Parigi della fine della prima guerra mondiale. Quindi rimangono italiane formalmente, perlomeno, perché poi dopo l'8 settembre verranno occupate dai tedeschi e quindi alla fine della guerra poi dopo ci sarà l'assegnazione. Queste saranno isole che verranno restituite alla Grecia, insomma, no? Ecco, comunque diciamo, eccolo perché dicevo che anche una parte del Mar Egeo rimane sotto controllo italiano, che in questo modo può vantarsi di poter avere
avere il controllo di buona parte dei mari, insomma, no? del Mediterraneo orientale. Quindi questi due territori vengono occupati. Naturalmente anche in Grecia viene costituito un governo collaborazionista che viene assegnato a un generale greco che aveva il compito di governare questa parte di Grecia. Ecco, questo è invece Giorgio II, re che anche lui poi dopo prima si rifugia in Egitto, poi andrà anche lui con il suo governo a Londra. E anche qui ci sarà la costituzione della resistenza armata. Qui si vede un gruppo di partigiani greci dell'Elas. Il più grande movimento partigiano sarà quello che anche in Grecia metterà in piedi il Partito Comunista Greco. Interessante anche perché troverà l'adesione, diciamo, soprattutto il popolo greco ortodosso, ma soprattutto il consenso della popolazione contadina, insomma, che darà, infatti anche la resistenza greca sarà particolarmente intensa. Ci saranno anche una foto che indica anche la forte partecipazione femminile alla resistenza. Ecco. E adesso torniamo a noi, qui entriamo sul nostro territorio, no? 5 minuti. Vabbè, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, i confini orientali si modificano con l'occupazione della Jugoslavia, perché, come abbiamo detto, la provincia di Lubiana diventa una provincia italiana, viene estesa anche la provincia di Fiume, proprio annettendo la parte meridionale della Slovenia. E anche diciamo in questi territori, non solo nelle province di Lubiana ma anche nelle altre 3 province della Dalmazia centrale, lo Stato italiano, diciamo, impone le leggi, insomma, le leggi italiane. Naturalmente in questi territori viene imposto, se vi ricordate, nei territori annessi all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale verrà imposto l'italianizzazione forzata della popolazione. Qui ovviamente verrà imposto invece il bilinguismo, nel senso che non era pensabile di poter imporre l'italianizzazione inizialmente. Quindi però viene imposto il bilinguismo, viene imposto il sistema corporativo, vengono costituite le associazioni fiancheggiatrici del regime fascista, cioè l'Opera Nazionale del Dopolavoro, l'Opera Nazionale Balilla, quindi diciamo l'inquadramento dei bambini, dei giovani in queste organizzazioni. Però ovviamente la politica di italianizzazione viene imposta con un modo più soft, diciamo, in quanto diciamo, viene permesso nelle scuole, cioè contrariamente a quanto era avvenuto qui da noi, le scuole slovene non vengono più, ma là verrà diciamo, permesso il bilinguismo, per cui ciascuno poteva continuare ad insegnare nella propria lingua, cioè nello sloveno nel caso della provincia di Lubiana. Sì, quindi naturalmente l'amministrazione pubblica viene profondamente riformata, però viene autorizzato naturalmente la possibilità di parlare in lingua slovena nei luoghi pubblici, cosa che invece era vietata nelle nostre terre. Però questi nuovi cittadini italiani non potevano aderire al partito fascista, perché il partito fascista
si poteva aderire solamente se cittadini italiani, ma questi non verranno considerati cittadini italiani, ma con una nuova espressione, cittadino per annessione, quindi non avevano sostanzialmente tutti i diritti dei cittadini italiani. Quindi, eccolo, i confini si spostano più ad oriente. Eccolo. Dunque, anche in questi territori, quindi nella provincia di Lubiana, ecco, avrà un effetto immediato questo, perché nella provincia di Lubiana, come in tutta la Jugoslavia, si costituiranno le formazioni partigiane slovene. Già ancora mentre è in corso l'invasione, proprio a Lubiana viene costituito prima il fronte antiimperialista e poi lo Svobodilna Fronta, cioè il fronte di liberazione sloveno, che era quello che guidava politicamente la lotta contro gli occupatori italiani. E quindi si costituiscono le prime formazioni partigiane slovene che appunto avranno un effetto in quanto si estenderanno in tutta la provincia di Lubiana, ma come vedremo magari la prossima volta, cioè coinvolgeranno le popolazioni di lingua slovena e anche croata del nostro territorio, quindi la provincia di Gorizia, quella di Trieste, quella di Pole, di Fiume, quindi la resistenza armata contro le truppe italiane inizierà anche nelle nostre terre prima dell'8 settembre del 43, quando in tutta Italia comincerà, si svilupperà la resistenza. E appunto per fronteggiare diciamo la lotta armata, ma anche e soprattutto per fronteggiare quello che si stava già ricostruendo anche nella provincia di Lubiana, cioè man mano che si liberavano le varie zone, nelle zone libere, le formazioni partigiane, diciamo il fronte di liberazione sloveno, andava a sostituire lo Stato monarchico jugoslavo e anche diciamo, l'organizzazione civile imposta dall'occupazione italiana. Quindi nascono quelli che verranno chiamati poi dopo i poteri popolari, quindi cioè il fronte di liberazione slovena costituirà nei paesi liberati una propria organizzazione statale, insomma, no? Ed è interessante perché anche un altro fatto che troveremo nelle prossime volte, il fronte di liberazione slovena nasce su un programma generale politico, no? Naturalmente il primo obiettivo è quello di cacciare gli invasori italiani e tedeschi, e però il secondo obiettivo è quello di unificare, riunire gli sloveni e quindi rivedere i confini nazionali, considerando non solo la provincia di Lubiana, ma anche quei territori che dopo la Prima Guerra Mondiale erano stati annessi all'Italia. Quindi si intendeva riunire sotto sotto una repubblica o slovena o jugoslava anche gli sloveni che abitavano nella provincia di Gorizia, di Trieste, in queste nostre terre che erano state annesse all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi questo fa già capire che diciamo, le richieste jugoslave su queste terre inizieranno ad essere evidenti nel momento in cui proprio gli eserciti nazifascisti occupano i loro territori. Quindi si pone il problema dell'unificazione dell'intero popolo jugoslavo e sloveno. Però anche un altro obiettivo è quello di andare a costituire nel dopoguerra diciamo uno Stato federale, quindi anche diciamo, il movimento sloveno, quindi lo Svobodilna Fronta, quindi il Fronte di Liberazione Slovena, sono favorevoli alla creazione di uno Stato jugoslavo nuovo che poggiasse su basi federali, che è quello che verrà costituito, cioè addirittura durante la guerra, perché diciamo il primo governo di Tito sarà proprio un governo che punterà alla federazione
dei vari territori abitati da varie etnie, insomma, questo era un po' l'obiettivo. E per fronteggiare anche nei territori occupati dagli italiani la resistenza armata slovena, verranno date, forse ne parlavamo già gli altri anni, delle precise indicazioni da parte inizialmente dei politici, cioè il governo nazionale che indica quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali sono le modalità di ingaggio, praticamente come ci si deve comportare in guerra. E naturalmente da questi obiettivi generali i singoli comandi militari lavoravano i loro, con delle direttive, con le indicazioni che davano agli ufficiali su come ci si doveva comportare in battaglia. E diciamo che tutte quante queste circolari, direttive che vengono date dai vari comandi vengono codificate in questa circolare, la famosa circolare 3C, che viene emanata appunto dal Comando Superiore delle Forze Armate, che era della Seconda Armata, che aveva appunto, che diciamo dirigeva le operazioni militari sia in Slovenia che nella penisola in Dalmazia, ed era al comando del generale Roata, il quale fa pubblicare questo libretto, che era un libretto di 200 pagine, che viene distribuito a tutti gli ufficiali, e dovevano adeguarsi a queste direttive, no? E le direttive erano quelle che consideravano intanto tutto il territorio occupato come territorio di guerra, quindi tutto il territorio deve essere occupato come considerato come un grande campo di battaglia. I civili dovevano essere trattati come possibili collaboratori della resistenza, e i partigiani ovviamente come banditi, quindi trattati come tali. E quindi ecco che ci sono precise norme per cui il partigiano catturato andava fucilato sul posto, doveva essere distrutta la sua casa, quella dei suoi collaboratori, dovevano essere incendiati i paesi in cui c'erano degli scontri armati contro le formazioni italiane, dovevano essere scelti degli ostaggi da fucilare ogni tot soldato o ufficiale italiano caduto o ferito, e soprattutto la deportazione nei campi di concentramento in Italia dei civili delle zone in cui si combatteva. Quindi i comandanti militari avevano queste indicazioni, e proprio il generale Roata specifica che questi ordini vanno eseguiti in maniera drastica, e non solo, ma rassicura gli ufficiali che non sarebbe stato svolto nei loro confronti alcun processo, quindi anche se ci fossero stati degli eccessi, eccolo, nessuno avrebbe rischiato il tribunale militare, eccolo, insomma, no? Quindi ecco, cioè praticamente bisognava eseguire in maniera molto precisa quindi gli ordini ricevuti dai comandi superiori. Ecco, io così, qui siamo a Podum. Podum è un piccolo paesino, ecco, per vedere com'è che venivano applicate queste norme. È un piccolo paesino che si trova a pochi chilometri da Fiume, e il prefetto di Fiume, che allora era Temistocle Testa, il 12 luglio, in seguito ad uno scontro che ci fu nei pressi con una formazione partigiana, decise la rappresaglia. La rappresaglia significava occupare il paese. Il paese viene interamente bruciato, e vengono diciamo radunati tutti gli uomini dai 16 ai 64 anni, che vengono fucilati. Il numero preciso non si conosce bene, ma va dai 91 che vengono
segnalati da un rapporto sui crimini italiani in Jugoslavia a 118, quindi diciamo un centinaio saranno queste persone, mentre gli altri circa 900 persone verranno deportate nei campi di internamento in Italia. In modo particolare verranno inviati a Fraschette di Alatri, che è in provincia di Frosinone, dove troveranno la morte anche altri bambini, donne, proprio per le condizioni di vita molto difficili, insomma, che avevano. E qui si vede appunto che i militari italiani stanno rastrellando e portando via la popolazione. Ovviamente il villaggio verrà ricostruito nel dopoguerra. Questo invece è una foto che io ho fotografato la copertina del libro. Qui siamo a Domenikon, è un paesino della Grecia centrale, dove in seguito appunto siamo il 16 febbraio del 43 c'è stato il solito combattimento contro le formazioni partigiane greche, e anche qui viene imposta la rappresaglia. Vengono radunati gli uomini, naturalmente ai 14-80 anni, e 97 di loro, ecco qui abbiamo il dato preciso, verranno fucilati per ordine appunto del generale Benelli, che diede l'ordine appunto di fucilazione di questi civili. E proprio preparando questa lezione, qui siamo a Ustia di Aiduscina. Ho pensato che noi diciamo da molti anni come Uni3 collaboriamo con l'associazione MOST di Aiduscina, e con cui ci scambiamo, facciamo le mostre assieme, eccetera. Questo paesino di Ustia di Aiduscina, l'8 agosto del 42 c'è un combattimento, muore un alpino che combatteva contro le forze partigiane, e per rappresaglia vengono fucilati 8 persone e il paese intero viene bruciato, viene distrutto, verrà ricostruito, e ancora oggi appunto l'8 agosto ogni anno viene ricordato come il giorno del ricordo, insomma, di questo eccidio che fu fatto da un reparto di alpini che applicarono le regole, le direttive dei propri comandanti, insomma, no? Io l'ho ammesso. Bene, allora io vi saluto anche voi a distanza. Vediamo. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci.